I residenti dei 12 comuni dell'area arancione, la maggioranza dei quali nella provincia vicentina, potranno effettuare volontariamente il dosaggio dei PFAS nel sangue. Il provvedimento è stato adottato dalla Regione per rispondere all'esigenza che parte della popolazione residente in questi comuni ha più volte espresso, ma anche ad una rivalutazione del rischio correlata all'uso dell'acqua da pozzo. L'area arancione corrisponde all'area interessata dalla contaminazione da PFAS delle acque sotterranee, ma che ha ricevuto acqua non contaminata attraverso gli acquedotti. Per i cittadini residenti in quest'area ci sarà la possibilità di effettuare la determinazione dei dosaggi ematici di PFAS al laboratorio autorizzato di ARPA in regime di compartecipazione della spesa ad una tariffa calmierata. Questa misura garantirà l'accesso al sistema sanitario proprio per ridurre i costi di verifiche e analisi. In più occasioni avevamo chiesto ufficialmente questa possibilità appunto anche per il nostro comune e quindi da oggi presto appunto i cittadini potranno effettuare queste analisi e verificare la presenza o meno di FAS nel sangue. Serve a tranquillizzare ulteriormente i nostri concittadini e dare loro la possibilità di fare questo screening. Laddove gli esiti dei dosaggi effettuati dai cittadini rilevino valori sierici di PFAS superiori ai limiti di riferimento, gli interessati potranno effettuare gratuitamente gli esami ematochimici previsti dalle disposizioni. Per coloro che dovessero presentare valori significativi di bioaccumulo di PFAS ed esami ematochimici con valori alterati, potranno eseguire gratuitamente attraverso il medico di medicina generale il programma di presa in carico sanitaria.